Buongiorno a tutti, sono le 7:30. Oggi vi do il buongiorno dalla bella Giazza dietro le mie spalle. Come vedete il tempo è incerto, ha piovuto fino a 10 minuti fa. Oggi farò un giro d'anello, partirò dal sentiero Righetti dedicato a Marco Righetti, il sentiero 285. Marco Righetti è morto nel 2009, purtroppo sul Monte Bianco. Da lì salirò a Cimalobbia, passo della Scagina e tornerò giù per la strada forestale. Quindi un sentiero non molto conosciuto, però vi posso assicurare che è molto bello. E quindi si parte. Vi auguro a tutti voi buona giornata, buon cammino, in diretta da Giazza, Mauro e amici del Carrega. E come detto inizia a piovere di nuovo, però non importa, piove, ma senti come piove, ma guarda come piove, boom! Alla nostra destra la fontana d'acqua di Giazza, mentre noi proseguiremo sul sentiero della Val Fraselle, ma a 100 metri prenderemo la deviazione per il sentiero Righetti. Ed ecco qua il cartellone che ci indica i rifugi aperti oggi. Ed ecco davanti a noi il ponticello che attraverseremo per il sentiero Righetti. Ed ecco qua il segnale CAI 285, sentiero Marco Righetti. Il bello di questo sentiero è che si inoltra nel bosco. Il bello di questo cammino è che entriamo e usciamo dal bosco con l'ululato di lupi, però lo spettacolo delle piccole Dolomiti continua. Usciti dal bosco troviamo questa deviazione che porta ai Prusti di sotto e la cartellonistica CAI. Sulla nostra destra questo sentiero porta anche al Torla. E siamo arrivati ai Prusti di sotto. Si prosegue lungo il sentiero, abbiamo incrociato il sentiero 284 e 285. La bellezza di colori in autunno non ha prezzo.
silenzio assoluto, interrotto solo dalla mia voce, qualche ululato. Stiamo arrivando a Prusti di Sopra. L'incredibile di questi posti è capire come una volta si viveva, impensabili al giorno d'oggi. Ed ecco qua Prusti di Sopra. Ed ecco qua, come dicevo, Prusti di Sopra, destinata a cadere nel tempo. Lasciamo Prusti di Sopra per proseguire all'interno del bosco. Arrivati a questo punto troviamo la cartellonistica CAI che segna rifugio Monte Torla e Madonna delle Scalette, sentiero 285, e ci inoltriamo un'altra volta nel bosco. Siamo arrivati ad un punto dove inizia a tirare, giustamente bisogna salire. Siamo all'interno del bosco e come vedete si possono trovare questi rami che sbarrano la strada e ci indicano che il sentiero prosegue sulla sinistra, quindi attenzione sempre dove camminiamo. Ed eccola giù in lontananza la Madonna delle Sellette che adesso andremo a visitare. Ecco, oggi non mi stancherò mai di dirlo, di stare molto attenti in questo sentiero, specialmente quando piove, perché si scivola molto. Ed eccoci qua, arrivati alla Madonna delle Sellette. Siamo ripartiti, purtroppo il tempo sta cambiando, mentre in lontananza sento i campanacci delle mucche. In molti mi chiedono a volte: Mauro, dammi un tracciato facile. Come vedete questo sembra un sentiero facile, e lo è, tranne che quando piove, perché diventa molto scivoloso, quindi massima attenzione sempre, ogni minuto, ogni secondo, perché la montagna non perdona. Ed eccoci qua, usciti dal bosco. Dove saliremo verso Cima Lobbia. Come vedete la Val Fraselle è coperta da nuvole. Cambio d'abito perché sta iniziando a piovere bene, quindi si va. Arrivati a questo punto abbiamo due opzioni: la prima a destra per poi salire a sinistra, la seconda dritti, sarà quella che farò io. Naturalmente mi raccomando a tenersi al tracciato di GPX per non avere brutte sorprese. Mentre un timido sole sta arrivando,
Naturalmente arrivato a Cima Lobbia farò una breve panoramica. Ed ecco qua una bellissima Massa Tamburo. Ed ecco lo spettacolo. Ci sono 4 pastori che stanno indicando alle mucche di scendere e i campanacci iniziano a suonare. Ed ecco qua la croce. Vedo un'iscrizione, una data, una scritta, purtroppo cancellata dal tempo. Il sentiero prosegue questo sentiero che gira attorno, va a destra per poi ricongiungersi all'altro sentiero, mentre io farò un taglio. Attenzione, attenzione, comunicato, mi addentro nel bosco, ho voluto fare una piccola variante, quindi chi lo dovesse fare si attenga al tracciato, altrimenti sulla sinistra troviamo il sentiero vero e proprio, e quindi andiamo alla scoperta. Sembrerà impossibile, ma quando faccio queste variazioni che si immergono nel bosco, il più delle volte sono gli animali, le tracce degli animali che mi danno riferimento, e quindi si va. Finalmente, dopo tanto, sono uscito dal bosco. Non fate il pezzo del tracciato che ho fatto in questo momento, perché bisogna avere una buona conoscenza del posto, è facile perdere l'orientamento, e ci dirigiamo verso Cima Lobbia. Ed ecco qua il mondo diviso in due: la pianura soleggiata, mentre qui le nuvole la fanno da padrone. Spettacolo unico. Magicamente ecco davanti a noi Cima Lobbia, dove seguirà una panoramica a 360 gradi. Buongiorno a tutti, 21 ottobre 2023, da Cima Lobbia. Mauro, gli amici del Carega, vi dà il buongiorno con questa panoramica. Si vede il lago di Garda in lontananza, Velo con le sue antenne, Campo Fontana. Sulla destra in pianura abbiamo il sole, mentre qui regnano nuvole. Oggi alle 15 è previsto acqua. Alla mia sinistra il Marana, il passo della Scagina, che tra un po'
raggiungerò. Sono salito dal sentiero Righetti, stupendo, anche se l'ho attraversato sotto l'acqua, ma merita lo stesso. Davanti a noi ancora San Giorgio, Lessinia, e a chiudere il buon Gesù, protettore di tutti noi. E con questo auguro a tutti voi la buona giornata, il buon cammino. Naturalmente nei giorni prossimi ci saranno foto e il racconto con un breve video. Mauro e amici del Carrega, buona giornata. Siamo ripartiti ed ecco qua il passaggio che ci indica passo del laghetto, Malga Fraselle di sotto, passo della Scagina, e quindi il nostro sentiero prosegue sulla destra. Ripartendo siamo entrati di nuovo nel bosco tramite il sentiero 205, panorama spettrale però magico nello stesso tempo. Da tenere presente che questi erano antichi sentieri del commercio dove collegava Giazza o Campofontana verso la parte di Vicenza, quindi qualcosa di magico come sempre esiste. Usciti dal bosco incantato, stiamo arrivando a Passo Laghetto. Ecco qua il cartello che identifica Passo Laghetto, siamo a 1528. Noi proseguiamo sulla sinistra, mentre sulla destra troviamo il sentiero che porta a Rifugio Bertagnoli, La Piatta, 1 ora e 10. Ecco qua il vecchio cartello. Ed eccoci usciti dal bosco, vediamo Malga Fraselle di sotto, mentre più in su Malga Fraselle di sopra. Stiamo arrivando al passo della Scagina, che lontananza il passo della Scagina, che non raggiungerò perché taglierò prima, il sentiero che porta a Malga Fraselle di sopra e a Grand Molon, mentre alla mia sinistra vediamo Malga Fraselle di sotto e fin qua degli scavi, perché risultano resti del Medioevo. Ci sono dei ragazzi che all'estate studiano il terreno. La cosa che pare fosse strana è che
ci sia questa chiazza più chiara che non avevo mai notato. Ed ecco qua lo scavo, gli antichi insediamenti che alcuni studiosi stanno cercando di scoprire. Programma, quindi, come al solito andrò a raggiungere Malga Fraselli di Sotto. Ed eccoci arrivati a Malga Fraselli di Sotto con il cartello CAI vicino alla porta e davanti a noi lo spettacolo della Val Fraselle, da dove ci sono vari punti per salire. Si riparte, ecco la nostra carrozzabile. Ed ecco qua la comoda carrozzabile che sale verso la Val Fraselle. Usciti dal bosco troviamo a casa Vaizelù, dove troviamo anche una fontana. Parte dal baito Vaizelù per prendere, come da segnale, per prendere per 50 metri il sentiero che svolta a sinistra per agganciarsi. Ecco qua il nostro sentiero 284 che scende nel bosco e vediamo Giazza alla sorgente 40 minuti. Quindi manca veramente poco. Ed ecco il ponticello che ci riporta alla carrozzabile. E dopo 6 ore e 20, eccoci qua, siamo arrivati al ponticello di stamattina che abbiamo preso per salire al sentiero Righetti, con il profumo di questi alberi tagliati che mi accompagna. Tra 5 minuti saremo arrivati al parcheggio e vi darò tutte le informazioni. Buongiorno a tutti, obiettivo raggiunto. Mi trovo la bella Giazza dietro di me. Sono stati 16 km, 6 ore e 30 di cammino con 1050 metri di dislivello. Ho fatto il sentiero Righetti, Cimalobbia, Passo la Scagina, Malga Fraselli di Sotto, fino ad arrivare a Giazza. Ho voluto fare un fuoripista, diciamo, da non fare perché è molto pericoloso. E quindi nei prossimi giorni sono stanco, un po' stanco. Nei prossimi giorni uscirà il video dove indicherò il punto esatto da non seguire, ma da seguire il sentiero circostante per sicurezza. Quindi non mi resta che augurarle buona giornata, buon cammino
Mauro, gli amici di Carrega della Bella Giazza, buona giornata a tutti. Io penso per esempio le persone che vanno in montagna, per me sono già delle persone affidabili, perché fanno un tipo di attività per loro gratificazione che è difficile, faticosissimo. Di responsabilità, di intelligenza. Nessuno è lì a applaudirti. Di umiltà anche, perché in fondo la montagna è più forte. Ti dedichi tanto tempo a questo.